neanche tanto, devo dire. Trasbordo ancora su un topo, si chiama così questa imbarcazione? Mototopo. Un mototopo, trasbordo perché mi aspetta, grazie Gilberto Penso, buongiorno. Buongiorno. Per parlare di gondole, perché parliamo davvero un attimo di questi mezzi che fanno la laguna, nel senso che noi siamo abituati alle automobili in città e qui invece di automobili non ce ne sono, ci si muove sull'acqua. Con quante imbarcazioni, quanti tipi di imbarcazioni? Io ne ho censiti almeno 100 tipi di barche tradizionali. Naturalmente per il turista medio conosce solo la gondola. Noi in realtà abbiamo come per le macchine, una barca per ogni specifica esigenza. Quello che cos'è? Dunque il primo modello si chiama Vipera, era una barca... Vipera? Vipera, sì. Questa è una barca purtroppo ahimè scomparsa, è una barca simmetrica, la poppa e la prua uguali, ed era una barca che serviva per il pattugliamento della laguna da parte della polizia austriaca. Era molto snella, molto agile, snella, capace di prendere grandi velocità. Grande velocità. Questa? Il secondo si chiama Puparin, è un'altra barca della famiglia di Sandoli. Bisogna dire innanzitutto le nostre barche hanno una caratteristica, sono tutte a fondo piatto. La laguna ovviamente, le insidie dei bassi fondali. Assolutamente, bisogna risparmiare anche pochi centimetri per poter andare in zone della laguna che altrimenti sarebbero precluse. Questa grande che cos'è? Questa grande è la peata, diciamo è l'ammiraglia della flotta delle barche, era l'antenata di questi mototopi qua. Tutto quanto veniva allora trasportato a remi naturalmente, quindi tonnellate di farina piuttosto che materiale da costruzione viaggiava attraverso queste peate che avevano, come tutte le barche tradizionali, due occhi a prua, due occhi bianchi oppure con la pupilla come i bragozzi e le altre barche tradizionali, per cui noi pensiamo che le barche abbiano un'anima. Difatti sono le uniche cose che vengono battezzate quando vengono costruite, a differenza magari di una casa che costa molto di più ma nessuno sognerebbe mai di battezzarla. Battezzarla indubbiamente. Adesso però io vorrei perdere un istante su la gondola. Abbiamo visto Stelvio e Mauro prima in azione, ci hanno traghettato da questa parte con grande semplicità e con grande facilità. In realtà non è così semplice portare una gondola, perché? Perché la gondola nasce attorno al gondoliere, il segreto sta tutto nei suoi remi e nella forcola, come mi insegnavano questi amici, e soprattutto poi la gondola è un'imbarcazione storta, forse l'unica imbarcazione storta esistente al mondo. Raccontiamone un po' le caratteristiche, spieghiamo come diamine si fa a portare una gondola. Tutto gioca attorno alla forcola. Ci vuole un attimo a finire in acqua. Sì, direi di sì. La gondola è asimmetrica, se uno per sbaglio si appoggia nella forcola la gondola si capovolge. Perché è storta? Perché è l'unica barca che si voga con un unico remo da un lato, quindi qualsiasi imbarcazione, se lei la spinge con un unico remo, la barca girerebbe verso sinistra. Per alleviare lo sforzo di correzione di rotta, la barca è stata costruita asimmetrica e storta verso destra, per cui la barca cadrebbe, come diciamo noi, a stagando, cioè andrebbe verso destra, alleviando in questa maniera lo sforzo del vogatore, perché la vogata veneziana è composta di due movimenti, uno nel quale si spinge la barca, il movimento di ritorno che si chiama saia, nella quale si corregge la direzione della barca, quindi la barca avanza un po' claudicando, no? Come un po' un cane che cammina un po' storto. In questa maniera la gondola è disegnata attorno al gondoliere, alla forcola e al remo, e diventano un tutt'uno che permette al gondoliere di portare, come poi nel traghetto, 14 persone, muovendo semplicemente il polso, telefonando agli amici, chiacchierando con gli altri. Cocoetta, vien con me sul canal grande in gondoletta. E il